Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Regioniamoci Sopra, qui Radio Libertà, Giuliano Zulin con voi a parlare di una della madre di tutte le riforme, ovvero l'autonomia differenziata, il federalismo. Allora, diciamocela tutta francamente, dopo la vittoria del no al referendum tutti dicono che tutte le riforme portate avanti dalla maggioranza di centrodestra finiranno male. La riforma della giustizia in primis, l'abbiamo visto proprio con il referendum e la vittoria del no, il premierato chissà dove sia finito e tutti dicono l'autonomia differenziata farà una brutta fine. Allora il tema qual è? L'autonomia differenziata, diciamola fin fondo, in realtà è una riforma che è già stata approvata a livello costituzionale nel 2000-2001 ed è stata anche confermata da un referendum costituzionale nell'ottobre del 2001, referendum nel quale i sì hanno stravinto a maggioranza, sì all'epoca sostenuti dal centrosinistra contro un centrodestra diciamo più o meno svogliato, diciamocela tutta, e poi questa riforma è rimasta più o meno lì, abbandonata a se stessa per tanto tempo, fino a che a un certo momento dei governatori, in particolar modo quelli del Veneto e della Lombardia, Roberto Maroni all'epoca, un grande saluto e un grande abbraccio sempre a Roberto Maroni e Luca Zaia, decisero di indire dei referendum consuntivi nei quali chiedere ai cittadini se effettivamente volevano che la regione portasse avanti una trattativa diretta con lo Stato centrale per ottenere una maggiore autonomia in base a quanto scritto nella Costituzione. Per cui si andò alle urne, in Veneto, superando di gran lunga il 50% dell'affluenza, addirittura quasi un 60%, i famosi 2.340.000 veneti, a strana maggioranza dissero sì, ok, tu Presidente della Regione Veneto puoi andare a trattare con Roma affinché potremmo avere maggior autonomia. In Regione Lombardia invece accadde una cosa un po' diversa, nel senso che l'affluenza si fermò al 36% e stravinsero i sì. Ci furono però delle province dove addirittura si superò il 50%, per esempio penso Bergamo, ma non solo, e quindi in teoria comunque si avviò questa trattativa alla quale aderì poi in un secondo tempo, ma neanche tanto lontano, la regione Emilia-Romagna, all'epoca guidata da Stefano Bonaccini, attuale presidente del PD, il quale in poche parole disse va bene, vogliamo anche noi l'autonomia. All'epoca c'era il governo di Paolo Gentiloni dopo la dimissione del governo Renzi e si stabilì una preintesa. Ovviamente poi elezioni, vince il governo, nuove elezioni, 2018, si forma un governo cosiddetto giallo-verde, soprattutto con Lega e Movimento 5 Stelle, ripartono le trattative sempre di quelle tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si trova un'altra intesa, addirittura anche però qua un po' più avanti il ministro era Erika Stefani, quello delle riforme, e si crea praticamente anche una base numerica, cioè quante risorse dovrebbero andare alle rispettive regioni per gestire poi le maggiori funzioni, i maggiori poteri derivanti sempre dalla Costituzione. Cade il governo giallo-verde, arriva il governo giallo-rosso, un ministro e Boccia, si riparte da zero. Boccia dice no, però qua bisogna un po' rivedere tutto, lo schema, il quadro, arriva il Covid, cade il governo Conte, arriva il governo Draghi e la ministra in questo caso delle riforme delle affari regionali è Maria Stella Gelmini. Le regioni che diventano autonomiste cominciano a essere tante, guidate da governatori di centrodestra e da governatori di centrosinistra. Si arriva quasi a un'intesa definitiva, no, su la ripartizione delle funzioni amministrative
delle competenze, delle materie da gestire a livello locale e regionale e in teoria anche delle risorse. Su quello però c'è qualche dubbio, perché bisogna capire, diciamo, il metro di diciamo distribuzione poi delle risorse. Cade il governo Draghi, si va alle elezioni, arriva il governo Meloni. Il ministro Roberto Calderoli dice: vabbè ragazzi, è inutile che continuiamo a fare preintese che poi saltano, facciamo una bella legge quadro nella quale inseriamo le competenze che possono essere appunto girate alle regioni, e troviamo anche un metodo per definire i famosi LEP, livelli essenziali di prestazione, ovvero diciamo dei livelli base. Io li chiamo sempre un minimo sindacale, no? di diritti che lo Stato, sociali in questo caso, e socio-economici, che lo Stato deve girare, deve offrire ai cittadini, in particolar modo a livello di welfare, di servizi, che ne so, RSA, asili nido, ospedali chiaramente, cure sanitarie e via. Si fa questa legge approvata dal Parlamento, ovviamente a alcune regioni non va bene, quelle del centro-sinistra, che sono anche poche, però fanno ricorso alla consulta, e questo ricorso si raccolgono anche firme per un referendum che voleva abrogare la legge 84, appunto diciamo di cui padre è il ministro Roberto Calderoli. Non si arriva al referendum perché di fatto precedentemente la Corte Costituzionale, su ricorso di queste 4 regioni, che ricordo erano Puglia, Campania, Sardegna e Toscana, Sardegna regione a statuto speciale, chiusa parentesi, e si arriva appunto a questo. La Corte Costituzionale dice no, innanzitutto nella Costituzione dice che in teoria c'è scritto che si possono attribuire delle materie alle regioni, 23 addirittura, ma nella consulta dice no, non si possono attribuire, bisogna attribuire solo funzioni amministrative. Funzioni amministrative si distinguono in 2 parti, quelle che hanno come base dei LEP e quelle non LEP. Allora, quelle LEP vuol dire che ci sono appunto, bisogna fissare appunto dei criteri uniformi più o meno in tutto il paese prima di attribuire queste funzioni. Non LEP in teoria vuol dire che si possono attribuire senza stabilire questa base, diciamo, economica per determinare un certo servizio da offrire a un cittadino. Sembra una roba complicata, ma è molto più semplice. Cosa succede? Che però la consulta dice no, ma anche quelle non LEP non si possono trasferire perché prima servono i LEP. Insomma, in poche parole, la Corte Costituzionale, io non so, adesso non sono un costituzionalista, però non so se in maniera, come dire, estensiva, forse anche troppo, interviene sulla interpretazione di quello che c'è scritto nella consulta, nella Costituzione. Di fatto non dico che paralizza tutto, dice guardate, prima dovete fissare i LEP, dopodiché potete fare quello che volete. E allora però, sai, ora che fissi i LEP, innanzitutto viene messo all'interno della legge di bilancio attuale, quella che è stata approvata a fine anno 2025, diciamo è stato inserito quasi l'obbligo di determinare questi benedetti LEP. Ricordo che in teoria dovrebbero essere stati determinati 25 anni fa, ma nessun governo nei 25 anni si è mai preso la briga, se non questo, se non in particolare il ministro Calderoli. E ricordo che fissare i LEP non è un favore alle regioni del nord, è un favore soprattutto alle regioni del sud, che sono quelle che storicamente offrono dei servizi con qualità inferiori, non che lo dico io, ovviamente lo dicono i LEA, cioè livelli essenziali di assistenza fissati dal Ministero della Salute in base a determinati criteri ben precisi. Quindi determinare dei livelli essenziali di prestazioni non solo sulla sanità ma anche sul welfare in generale sicuramente era un servizio per i cittadini del sud, ma siccome la narrazione da parte del centro-sinistra è quella di dire che l'autonomia spacca in 2 l'Italia, crea la secessione di ricchi, allarga la forbice appunto tra ricchi e poveri, e quindi non si vuole fare i LEP. Non si vuole fare i LEP, lo diciamo sempre qui noi a Ragioniamoci Sopra,
perché chiaramente ad alcuni governatori, ad alcune forze politiche, soprattutto al sud, e non mi riferisco alla sinistra, mi riferisco a tutte le forze politiche che, ahimè, gestiscono le regioni del sud, fa più comodo ovviamente buttare la palla in mezzo al campo e dire servono soldi, dobbiamo avere risorse per avvicinarci al nord. Le risorse in realtà ci sono, perché il PNRR, cioè più o meno oltre 200 miliardi di debito e finanziamenti a fondo perduto che arrivano dalla UE, post-Covid, piano di ripresa e rinascita e resilienza, e in poche parole il 40% di queste risorse sono destinate al sud obbligatoriamente. Il problema è che i progetti del sud non ci sono, oppure sono pochi, scarsi, e anche con una scarsa attuazione. Quindi forse proprio questa idea di continuare a finanziare un sistema che, se non ha responsabilizzazione, se non ha responsabilità, è come buttare legna dentro il fuoco, brucia, ma ti scaldi, ma poi non c'è più niente, no? Invece qua bisognerebbe creare un sistema sostenibile, no? Dove ovvio che ci servono aiuti, lo sappiamo tutti che ci sono differenze territoriali, ma se non si mettono dei paletti, delle responsabilità, non si va da nessuna parte. Ma allora la questione qual è? E ci fermiamo fra un secondo, ma prima di fermarci dico questo concetto. Se i referendum vanno rispettati, no? Perché non viene rispettato il referendum del 2001, dove hanno vinto il sì per una autonomia differenziata e dove hanno vinto il sì anche nel referendum consuntivo di Lombardia e Veneto del 2017? Perché non vengono mai rispettati questo referendum? Perché la volontà popolare viene sempre calpestata? L'abbiamo visto anche recentemente, 2006, Devolution, Lombardia e Veneto vince il sì alla Devolution, 2026 Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia vince il sì alla riforma della giustizia. Ecco, questi territori storicamente da decenni vengono calpestati in quanto la volontà della popolazione non viene mai presa in considerazione, e ricordo essere la volontà di 15 milioni, quasi, consideriamo anche Friuli Venezia Giulia, quasi 18 milioni di italiani, cioè un terzo degli italiani non viene mai ascoltato, anzi quasi deriso possiamo dirlo, preso in giro, messo in serie B, per il semplice fatto che non fa comodo alla narrativa del centrosinistra, e quindi non si fanno le riforme che però vengono chieste, ripeto, non sono legate ai partiti, perché se tu guardi anche Confindustria, sindacati, associazioni di categoria varia, ordini professionali, c'è una spaccatura tra nord e sud, cioè non è che ci sia soltanto la Lega da una parte e il resto dall'altra, no, c'è proprio una spaccatura che però, diciamola tutta, considera i cittadini di Lombardia, Veneto in generale, non solo, ma anche di tutte le altre province dove si vince spesso con il sì alle riforme, sì all'autonomia, sì alla devolution, vengono sempre calpestati. Cioè, quasi, possiamo anche allargarci, cioè un terzo degli italiani viene sempre considerato un cittadino di serie B, cioè quelli che vogliono le riforme. Secondo me c'è la base per creare una forma di protesta politica, non dico partitica, ma politica, perché a un certo momento, dopo 20, 25, 30 anni di prese in giro, forse è il momento di alzare la testa e di portare avanti delle istanze che sono sacrosante, ma soprattutto rispettano la famosa democrazia. Ci fermiamo un secondo e poi vi spiego due robe sull'autonomia differenziata. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Dicevamo appunto che l'autonomia differenziata è finita forse, chissà dove, dopo questa no, che ha vinto il referendum di qualche settimana fa sulla riforma della giustizia. Le riforme si fermano sulla carta, dicono tutti, ma in realtà le riforme vanno avanti. E in questi giorni, appunto, alla conferenza unificata Stato-Regioni, praticamente sarà presentato il pacchetto di schemi di intesa preliminare che riconosce appunto a 4 regioni del nord, quelle che l'hanno chiesto, ovvero Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, l'autonomia, una maggiore autonomia. L'abbiamo sempre detto qua, i 4 punti sono protezione civile, previdenza complementare, in particolar modo anche c'è il tema della sanità. Ecco, in particolare quello della sanità, allora già bisogna dirlo che il 99% la sanità è regionalizzata, cioè la gestione è affidata principalmente alle regioni, però purtroppo il tema è che le risorse arrivano da Roma e Roma fissa dei paletti, cioè Roma ti dice come ti devi comportare, come devi spendere i soldi, come devi agire, però poi dice però fai te. Allora, se ci sono dei territori, dei governatori che sono efficienti, i servizi sono efficienti o comunque buoni. Nei territori dove, tanto che tu faccia bene o male, alla fine al massimo arriva lo Stato centrale, ti dice, ah, tu hai gestito male, paga allora l'amministratore locale? No, pagano i cittadini, perché magari aumentano le accise della benzina. È successo in alcune regioni del centro-sud e non solo, che negli anni per ripianare i debiti e gli scarsi servizi offerti a livello sanitario venivano aumentate le accise della benzina. Quindi è una roba incredibilmente folle che l'assessore, il presidente della regione può spendere, spandere, far bene, male, che tanto poi alla fine pagano i cittadini di quel territorio che subisce un servizio scarso e in più deve pagare di più. Nel frattempo, però, i soldi da Roma verso quei territori dove si lavora non bene continuano ad arrivare, magari anche a essere aumentati, in nome della solidarietà e dell'abbattimento delle barriere per avvicinare i servizi di nord e sud. È una roba incredibile. Detto ciò, però il ministro Calderoni non si ferma, va avanti e cerca di portare a casa, diciamo, queste intese che sono amministrative, non sono neanche più costituzionali o di chissà di massimi sistemi, ormai sono amministrative. E quelle più stringenti sono quelle legate appunto alla sanità, no? Allora, per quanto riguarda la sanità, adesso chiaramente si va appunto a vedere cosa ci potrà portare a casa eventualmente se queste diciamo funzioni saranno effettivamente trasferite alle regioni. Ci sono appunto 4 schemi che sono più o meno tutti uguali, che sono appunto quelli di Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Allora, la prima funzione riguarda la definizione di tariffe di rimborso e remunerazione diverse da quelle nazionali. In sostanza che Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria potranno pagare di più o diversamente, chiaramente, gli ospedali e le cliniche convenzionate rispetto insomma agli standard nazionali, purché ovviamente coprano queste cliniche convenzionate, purché le regioni coprano con risorse proprie la differenza. È una flessibilità che in teoria sulla pratica c'è già informalmente, ma in questo caso acquisirebbe una base giuridica esplicita. Faccio un esempio: se io Regione Lombardia non riesco a soddisfare un servizio, però c'è una clinica, un ospedale privato che lo fa, io posso, adesso lo pago praticamente, ma posso dargli €1 in più, se io li ho ovviamente questi euro in più, affinché mi copra, mi smaltisca le liste d'attesa su un determinato bisogno sanitario. E questo è uno. L'altra roba è la gestione autonoma, l'altro punto, la seconda funzione è la gestione autonoma degli investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria. Cioè alla base di questa, diciamo, norma c'è la riduzione
dei tempi di realizzazione delle opere e ovviamente una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse. In questo caso proprio per valorizzare l'esperienza che è già stata maturata dalle regioni nella programmazione degli investimenti sanitari. Insomma, lo sappiamo tutti, ci sono regioni che dicono ok, sistemiamo dei reparti, creiamo delle strutture nuove e in poco tempo si fanno, senza aspettare burocrazie inarrabili che partono da quei timbri da Roma. Invece appunto ci sono altre regioni che sappiamo tutti, le vediamo in TV, nelle varie inchieste, come dire, a volte scandalistiche, che gli ospedali restano lì bloccati, non si fa niente. Ecco, in questo caso uno dice, invece di aspettare Roma, i timbri e tutto quanto, noi magari che siamo bravi, noi nel senso le regioni che le chiedono ritengono di essere brave, e dice dateci questa flessibilità per lavorare, operare, investire facilmente e velocemente. Poi c'è la terza funzione che riguarda l'istituzione e la gestione dei fondi sanitari integrativi. Allora, in questo caso c'è la possibilità di offrire ai propri cittadini prestazioni aggiuntive rispetto ai famosi LEA, cioè i servizi, i livelli essenziali di assistenza. Allora, i critici dicono che qua si rischia di creare una sanità a due velocità, o non solo fra nord e sud, ma anche all'interno delle singole regioni, tra chi potrà accedere alle prestazioni integrative e chi no. Cioè, qua in pratica uno dice, no, ad alcuni cittadini si possono offrire prestazioni aggiuntive di quelle base. Ma adesso creare disequilibrio, cioè io dico, se uno può offrire una roba in più, lo offre. Ma poi, essendo la sanità pubblica universale in tutto il territorio nazionale, cioè, voglio dire, se dopo tutti, che ne so, l'ASL di Piacenza, per dire, adesso in questo caso non è inserita in quelle che poi hanno autonomia, ma metti che l'Emilia Romagna la chieda, se l'ASL di Pavia offre un servizio in più, chi se ne frega, c'ha i soldi, li offre, i cittadini ci vanno, bene, i cittadini non ne usufruiranno, verranno da tutta Italia all'ASL di Pavia, andrà in titolo l'ASL di Pavia, in questo caso l'ASL di Pavia e la Regione Lombardia prenderanno i provvedimenti. Cioè, non mi sembra che non bisogna fare niente oltre a quello stabilito da, come dire, leggi romane. Uno fa una roba, non penso che crei degli squilibri, cioè al massimo potrebbe andare in tilt perché tutta Italia andrebbe lì. Ma questo è. Poi c'è la quarta funzione che in sostanza dice, si riferisce alla destinazione di risorse aggiuntive per l'assunzione di personale sanitario. Allora qua in sostanza si dice che in base a questa funzione alle regioni sarà consentito di attrarre personale sanitario con condizioni economiche più competitive rispetto magari ad altre regioni. Allora qua i critici dicono ma così facendo si crea una migrazione interna dei professionisti della salute che è già in atto. Allora, premettiamo due robe. La prima è che se già adesso nelle regioni dove i servizi sono scarsi e dove i governatori non fanno niente per migliorare questi servizi, cosa succede? C'è il famoso turismo sanitario, ovvero che i pazienti, le persone che non stanno bene di certe regioni prendono la loro valigia e vanno a curarsi specialmente al nord, soprattutto in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Questo fatto cosa comporta? Comporta che le liste d'attesa di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna si allunghino. Per quale motivo? Perché a parte che le strutture sono sempre quelle, ma soprattutto il personale sanitario di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna è quello, perché da Roma dicono tu devi pagare il medico, l'infermiere o chi per esso, il tecnico, sempre allo stesso modo, sia al nord che al sud. Benissimo. Allora però cosa succede? Che il medico, l'infermiere che trova al nord è subissato di lavoro, turni massacranti per stipendi che dici ma soprattutto vive in determinate zone dove il costo della vita è diverso rispetto ad altre regioni. Ok? Allora cosa fa questo medico, infermiere? O va nel privato o va all'estero, perché dice nel privato mi danno di più e lavoro meno, o vado all'estero dove prendo molto di più
e come dire, magari ho anche una carriera diversa. Questo è il sistema attuale che fa del male ai pazienti, perché quelli del sud devono fare 1000 km per andare a curarsi, a quelli del nord che trovano liste d'attesa infinite e quindi non riescono a curarsi, al personale sanitario che deve andare, che vuole andare via, emigrare, scappare via perché non ce la fa più a lavorare lì. Mi sembra che sia un sistema che porta al disastro, che è quello che conosciamo in noi attuale della sanità italiana. Allora in questo caso si permette alle regioni che vogliono, chiaramente non tutte, chi vuole, di pagare di più l'infermiere e il medico. Questo cosa comporta? Cosa comporta? Che il medico e l'infermiere non va via, non vuole scappare via, dice beh dai, mi dà 4 soldi in più, resto qua, benissimo. E che magari qualcheduno anche dall'estero possa dire non più che dall'Italia si va via, ma magari anche dall'estero vengono in Italia, dove si dice, beh, insomma, lavoro in strutture comunque qualitativamente buone e quindi prendo anche 2 soldi in più, o comunque uguali a quelli che prendo, che ne so, in Germania, in Francia, in Irlanda, che ne so io, e quindi mi trovo bene qui. Questo cosa comporta? Comporta che la sanità non collassa, proprio l'offerta sanitaria non collassa, perché arrivano i cash, è poco da dire. A quel punto lì i servizi saranno offerti e purtroppo bisognerà rimediare al tema della migrazione sanitaria interna, ma lì si rimedia solo se fa l'autonomia, perché in quel caso la regione Campania che volesse per esempio essere autonoma, cosa fa? Dice, vabbè, venite tutti in Campania perché pago il doppio ai medici. Voglio vedere, vedrete che a quel punto lì non ci sarà più il problema della migrazione dei professionisti della sanità, ma ci sarà invece dei professionisti che lavoreranno a casa loro e magari saranno anche più contenti invece di andare a lavorare a 800 km di distanza. Abbiamo detto un po' di robine, ma non finisce qui. L'autonomia, la battaglia dell'autonomia continua e noi ci sentiamo ovviamente la prossima settimana. Buona Pasqua nel frattempo, ma anche buona autonomia a tutti. Da Giuliano Zunin, qui ragioniamoci sopra, viva sempre Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato Regioniamoci sopra.